Centinaia di agricoltori hanno protestato a Strasburgo davanti al Palazzo del Parlamento europeo nella speranza che l'accordo commerciale Mercosur possa ancora non essere approvato. La preoccupazione degli agricoltori è che l'accordo possa avere un impatto negativo su di loro a causa delle massicce importazioni di prodotti agricoli dal Sud America a prezzi inferiori e con regolamentazioni meno stringenti di quelle che devono essere rispettate dai produttori all'interno dell'Unione. Presente anche Coldiretti con una delegazione arrivata dalla Liguria, così come era stato il 18 dicembre in occasione del voto per i fondi della PAC, politica agricola comunitaria. Era il 18 quando eravamo a Bruxelles per protestare contro la PAC e contro il Mercosur. Oggi ci ritroviamo qua a Strasburgo, incassato il grande successo per i fondi della PAC che ci sono stati restituiti. Vogliamo ribadire che il Mercosur non deve essere utilizzato come merce di scambio. L'accordo commerciale con il Mercosur, il mercato comune sudamericano di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Bolivia, porterebbe alla formazione di un grande spazio di libero scambio, ma è osteggiato perché secondo Coldiretti non garantisce la reciprocità e l'applicazione degli stessi standard di sicurezza e qualità. Non vogliamo assolutamente quelle regole che sono state scritte in quella maniera, che non garantiscono assolutamente la trasparenza e la reciprocità per quanto riguarda le regole che noi nella comunità europea siamo costretti a seguire, ma assolutamente non vengono rispettate al di fuori dai nostri confini. Vogliamo più controlli, vogliamo le clausole di salvaguardia che funzionino e assolutamente non siamo disposti a cedere un centimetro su questo lato. Siamo ancora qua in forze come Coldiretti a Strasburgo per ribadire queste nostre ragioni e per dire ancora una volta che contro l'agricoltura né in Italia né in Europa si può governare.